Gesù al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Così comincia l'episodio della donna adultera. Lo sfondo si presenta sereno, una mattinata nel luogo santo, al cuore di Gerusalemme. Protagonista è il popolo di Dio, che nel cortile del Tempio cerca Gesù, il Maestro, desidera ascoltarlo perché quello che lui dice illumina e riscalda. Il suo insegnamento non ha nulla di astratto, tocca la vita e la libera, la trasforma, la rinnova. Ecco il fiuto del popolo di Dio, che non si accontenta del tempio fatto di pietre, ma si raduna attorno alla persona di Gesù. Si intravede in questa pagina il popolo dei credenti di ogni tempo, il popolo santo di Dio, che qui a Malta è numeroso e vivace, fedele nella ricerca del Signore, legato a una fede concreta, a una fede vissuta. Vi ringrazio per questo. Davanti al popolo che accorre a lui, Gesù non ha fretta. Sedette, dice il Vangelo, e si mise a insegnare loro. Ci sono delle assenti. Sono la donna e i suoi accusatori. Non si sono recati come gli altri dal Maestro e le ragioni della loro assenza sono diverse. Scribe i farisei, pensano di sapere già tutto, di non aver bisogno dell'insegnamento di Gesù. La donna invece è una persona smarrita, finita fuori strada cercando la felicità per vie sbagliate. Assenze dunque dovute a motivazioni differenti, come diverso è l'esito della loro vicenda. Soffermiamoci su questi aspetti. Anzitutto sugli accusatori della donna, assenti come la donna. In loro vediamo l'immagine di coloro che si vantano di essere giusti, che si vantano di essere osservanti della legge di Dio, persone a posto e per bene. Non badano ai propri difetti, ma sono attentissimi a scovare quelli degli altri. Così vanno da Gesù, non a cuore aperto per ascoltarlo, ma per metterlo alla prova, dice il Vangelo, e per aver motivo di accusarlo. È un intento che fotografa l'interiorità di queste persone colte e religiose, che conoscono le scritture e frequentano il Tempio, ma subordinano tutto ai propri interessi e non combattono contro i pensieri malevoli che si agitano nel loro cuore. Agli occhi della gente sembrano esperti di Dio, ma proprio loro non riconoscono Gesù, anzi lo vedono come un nemico da far fuori. Per farlo li mettono davanti una persona come se fosse una cosa, chiamandola con disprezzo questa donna e denunciando pubblicamente il suo adulterio. Premono perché la donna sia lapidata, riversando contro di lei l'avversione che loro hanno per la compassione di Gesù. E fanno tutto questo sotto il manto della loro fama di uomini religiosi. Fratelli e sorelle, questi personaggi ci dicono che anche nella nostra religiosità possono insinuarsi il tarlo dell'ipocrisia e il vizio del puntare il dito. In ogni tempo, in ogni comunità, c'è sempre il pericolo di fraintendere Gesù, di averne il nome sulle labbra, ma di smentirlo nei fatti. E lo si può fare anche innalzando vessilli con la croce. Come verificate allora se siamo discepoli alla scuola del Maestro? Dal nostro sguardo, da come guardiamo al prossimo e da come guardiamo a noi stessi. Questo è il punto per definire la nostra appartenenza.
da come guardiamo al prossimo. Se lo facciamo come Gesù ci mostra oggi, cioè con uno sguardo di misericordia, oppure in modo giudicante, a volte persino sprezzante, come gli accusatori del Vangelo che si ergono a paladini di Dio ma non si accorgono di calpestare i fratelli. In realtà, chi crede di difendere la fede puntando il dito contro gli altri avrà pure una visione religiosa, ma non sposa lo spirito del Vangelo perché dimentica la misericordia che è il cuore di Dio. Per capire se siamo veri discepoli del Maestro, occorre anche verificare come guardiamo ai noi stessi. Gli accusatori della donna sono convinti di non avere nulla da imparare. In effetti il loro apparato esterno è perfetto, ma manca la verità del cuore. Sono il ritratto di quei credenti che in ogni tempo fanno dalla fede un elemento di facciata, dove ciò che risalta è l'esteriorità solenne, ma manca la povertà interiore, che è il tesoro più prezioso dell'uomo. Infatti, per Gesù, quello che conta è l'apertura disponibile di chi non si sente arrivato, bensì bisognoso di salvezza. Ci fa bene, allora, quando stiamo in preghiera e anche quando partecipiamo a belle funzioni religiose, chiederci se siamo sintonizzati col Signore. Possiamo chiederlo direttamente a Lui. Gesù, sono qui con te, ma tu che cosa vuoi che da me? Cosa vuoi che cambi nel mio cuore, nella mia vita? Come tu vuoi che veda gli altri? Ci farà bene pregare così, perché il Maestro non si accontenta dell'apparenza, ma cerca la verità del cuore. E quando gli apriamo il cuore della verità, può compiere prodigi in noi. Lo vediamo nella donna adultera. La sua situazione sembra compromessa, ma ai suoi occhi si apre un orizzonte nuovo, impensabile prima. Ricoperta di insulti, pronta a ricevere parole implacabili e castighi severi, con stupore si vede assolta da Dio, che le spalanca davanti un futuro inatteso. Nessuno ti ha condannata? Le dice Gesù. Neanche io ti condanno. Va ed d'ora in poi non peccare più. Che differenza tra il Maestro e gli accusatori. Quelli avevano citato la Scrittura per condannare. Gesù, la parola di Dio in persona, riabilita completamente la donna restituendole speranza. Da questa vicenda impariamo che ogni osservazione, se non è mossa dalla carità e non contiene carità, affossa ulteriormente chi la riceve. Dio invece lascia sempre aperta una possibilità. Dio invece lascia sempre aperta una possibilità e sa trovare ogni volta vie di liberazione e di salvezza. La vita di quella donna cambia grazie al perdono. Sono incontrati la misericordia e la miseria. Misericordia e miseria sono lì. E la donna cambia. Viene persino da pensare che, perdonata da Gesù, abbia imparato a sua volta a perdonare. Magari avrà visto nei suoi accusatori non più delle persone rigide e malvagie, ma coloro che le hanno permesso di incontrare Gesù. Il Signore desidera che anche noi, Suoi discepoli, noi come Chiesa, perdonati da Lui, diventiamo testimoni instancabili di riconciliazione, testimoni di un Dio per il quale non esiste la parola irrecuperabile, di un Dio che sempre perdona,
Dio sempre perdona. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Un Dio che continua a credere in noi e dà ogni volta la possibilità di ricominciare. Non c'è peccato o fallimento che portato a Lui non possa diventare un'occasione per iniziare una vita nuova, diversa nel segno della misericordia. Non c'è peccato che non possa andare in questa strada. Dio perdona tutto, tutto. Questo è il Signore Gesù. Lo conosce veramente chi ha esperienza del suo perdono, chi come la donna del Vangelo scopre che Dio ci visita attraverso le nostre piaghe interiori. Proprio lì il Signore ama farsi presente perché è venuto non per i sani, ma per i malati. E oggi è questa donna che ha conosciuto la misericordia nella sua miseria e che va nel mondo risanata dal perdono di Gesù a suggerirci come Chiesa di rimetterci da capo alla scuola del Vangelo, alla scuola del Dio della speranza che sempre sorprende. Se lo imitiamo non saremo portati a concentrarci sulla denuncia dei peccati, ma a metterci con amore alla ricerca dei peccatori. Non staremo a contare i presenti, ma andremo in cerca degli assenti. Non torneremo a puntare il dito, ma inizieremo a porci in ascolto. Non scarteremo i disprezzati, ma guarderemo come primi coloro che sono considerati ultimi. Questo, fratelli e sorelle, ci insegna oggi Gesù con l'esempio. Lasciamoci stupire da Lui e accogliamo con gioia la sua novità.